Mezzogiorno d'Italia mi hanno regalato, assegnato più di 230.000 preferenze. C'era qualcuno, compreso l'onorevole Scanzi, compreso Scanzi, appunto, che vabbè, insomma, ti avevo scambiato per un parlamentare dei 5 Stelle. Questo era il lapsus freudiano. Mi aspettavo un po' di più. E dicevo in molti appunto mi hanno dipinta come una disboscatrice di consensi, compreso lui. Mi pare che gli italiani hanno smentito in maniera clamorosa queste previsioni. Mi lasci aggiungere anche però soltanto una cosa che invece è importante, che non riguarda tanto me, è che gli italiani hanno scelto tra questo linguaggio, che è quello dell'insulto, che continuano, non hanno ancora imparato la lezione evidentemente, il linguaggio dell'insulto fino a se stesso non porta da nessuna parte, gli italiani hanno scelto un'altra cosa. Tra il linguaggio dell'insulto a gratis, che è appunto proprio di Scanzi e di quelli come Scanzi, cioè del Movimento 5 Stelle, e il linguaggio invece della speranza, della fiducia, gli italiani hanno scelto la fiducia. Quindi mi pare che sia dannoso proseguire su questo crinale, Scanzi, lo dico per lei e per i suoi amici 5 Stelle. Rapido Scanzi, perché vedo il professor Cacciari che è già sfinito da... Ma sono già sfinito anch'io, anche perché poi il gioco del Fatto Quotidiano a Osorgan del Movimento 5 Stelle ce lo siamo già giocati, quindi mi immagino la seconda mossa. Volevo intanto dire che la Picena è riuscita ad arrivare dietro Pittella, che insomma era abbastanza difficile, perché credo che neanche il Mago Ronzo sarebbe arrivato dietro Pittella, ed era capolista. Ha preso 7 punti in meno di quanto ha preso a livello nazionale il Partito Democratico. Dire adesso che la vincitrice è la Picerno, una che fino all'altro giorno andava in televisione e in radio a dire, lei che si è laureata su De Mita, io voglio fare la politica del dolce forno invece dei 2 forni, evidentemente era convinta di parlare del Mulino Bianco, non lo so. Cioè questo fa un po' capire il livello, secondo me, che c'è intorno a Matteo Renzi. Siccome contiamo sull'insulto personale, non capisce le battute, è una battuta. Non vogliamo il dibattito sulla Picerno, professor Cacciari. In Europa hanno fatto una campagna elettorale presentando nemmeno mezza proposta, e finisco insultando soltanto appunto i candidati del Partito Democratico, in particolare come sta continuando a fare Scanzi stasera, ma le voglio chiedere una cosa, siccome Renzi evocare falsità sul mio conto, irrispettose e folle. Eri bersaniana fino all'altro giorno, non fare la renziana, eri bersaniana fino all'altro giorno. Gli italiani mi hanno dato 233.000 preferenze. Sì, certo, ma se avessero messo un facoce dai, ma adesso vi faccio togliere, non siamo in campagna elettorale, se no vi tolgo l'audio. No, le volevo chiedere una cosa, onorevole Picerno, andare da uno bravo possibilmente. Scanzi, un attimo, Picerno, allora